Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 22esimo turno di Serie B-Win in scena allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove gli uomini di Madonna ospitano il Crotone di Menichini. I labronici in crisi nera nell'ultimo periodo, con soli 2 punti conquistati negli ultimi 7 incontri, cercano il ritorno al successo. L'ex allenatore del Piacenza conferma il 4-4-2 con Paulinho e Dionisi in avanti. A centrocampo torna Luci dopo la squalifica a fianco di Filco. Dall'altra parte il tecnico dei Pitagorici recupera Florenzi della squalifica, oltre a Gabbionetta, Ciano e Abruzzesi per rispettivi infortuni. Dirige l'incontro l'arbitro Baratta di Salerno. Pronti e via è Livorno a rendersi subito pericoloso. Salviato dalla destra, pennella un cross delizioso per Paulinho, che di testa manda la sfera fuori di pochissimo. Un minuto dopo, però, i calabresi trovano subito il vantaggio. De Giorgio si invola sulla destra, tira cross al centrocampista su cui si avventa il Sansone, che realizza il gol dell'1-0. Secondo gol stagionale per il baby attaccante, nato a Foggia e cresciuto nel giovanile del Bari. Rivediamo a replay l'ottimo inserimento dell'attaccante e l'inutile tentativo dei difensori livornesi di respingere il pallone, ormai già oltre la linea. Non impeccabile in questa situazione anche l'uscita di Bardi. Il Livorno accusa il colpo e 5 minuti dopo è ancora a Crotone. Correia per Khalil, la cui deviazione vincente non riesce a trovare lo specchio della porta. I labronici provano a reagire con il solito Paulinho. Sui sviluppi di un calcio d'angolo prova l'incontrata vincente, ma la palla termina fuori. Ottimo comunque lo spunto dell'ex centravanti del Sorrento. Un minuto dopo è ancora lo stesso centravanti ad impegnare Bellec con questo gran tiro, ma l'estremo difensore del Crotone dice di no e blocca a terra. Con il passare dei minuti il dominio del Livorno inizia a farsi sentire e Dionisi sotto porta avrebbe la chance del possibile 1-1, ma spreca clamorosamente, complice anche la deviazione di Correa. Ma finalmente dopo 3 occasioni fallite, i toscani trovano il pareggio meritato grazie al brasiliano Paulinho, abile a concretizzare un perfetto assist filtrante di Dionisi. Quarto gol stagionale per l'ex centravanti del Sorrento, che spezza così un digiuno che durava da ben 5 turni. Nel replay si può riapprezzare il perfetto 1-2 tra Dionisi e Paulinho, con il gol meritato del Livorno. Il brasiliano realizzò il suo ultimo gol contro il Cittadella, incontro che terminò con il risultato di 2-2. Non passa nemmeno un minuto e Livorno cerca subito il gol del 2-1 con questo gran tiro di Dionisi, ma Blelez blocca a terra. Nemmeno il tempo di festeggiare che allo scadere Bernardini trattiene vistosamente l'ex difensore del Lecce abruzzese. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Davvero ingenuo il difensore in questa situazione. Dal dischetto si presenta Ciano, la cui conclusione viene neutralizzata da Bardi. Bravissimo e reattivo il portiere dell'Under 21 che indovina l'angolo della battuta. La ripresa si apre subito scoppiettante, Paulinho si invola tutto solo verso l'area di rigore. Vinto è nettamente in ritardo e frana sul brasiliano, facendolo cadere. Anche in questo caso per l'arbitro non ci sono dubbi e calcio di rigore e espulsione per il difensore francese. Sulla battuta si appresta a battere Dionisi, che trafigge in maniera impeccabile Bellec. Settimo gol stagionale per l'ex centravanti della Salernitana, che si riscatta dopo la clamorosa azione sciupata nel primo tempo. Nel replay possiamo rivedere la perfetta esecuzione del centravanti su cui Bellez non può niente. Al 40esimo è Siligardi che prova a chiudere i conti con un gran boy del Sistra fuori aria, ma la conclusione termina a lato di porta. Finisce qui, Livorno ritrova il sorriso, tornando alla vittoria dopo ben 7 turni.